ricordo bellissimo di quando ero poco più di bambino, all'età di 10-11 anni, quando in autunno, parliamo il mese di settembre, si faceva il pascolo con la vacca a latte. Mi ricordo sempre, passavi una contrada qua vicino e lì c'era una pianta di uva fragolina. Dopo mezz'ora di cammino mangiavi questa uva fragolina, era un bellissimo ricordo, perché tutti gli anni ti ricordava che passavi da quel posto, in quel momento, in quel periodo, e quello ti faceva ricordare tante cose, ecco. La mia azienda nasce ancora da mio nonno, dopo da mio padre, dopo ho proseguito io. La mia azienda si basa come principale attività l'allevamento. Mio padre a suo tempo era partito con le vacche da latte. Io dopo nel 2009 abbiamo fatto un cambio direzionale. Ho cambiato da linea vacca da latte, ho cambiato con la linea vacca vitello. Faccio un vitello fino ai 300 kg, che dopo questi vitelli vanno agli ingrassatori di zona. Il mio sistema è quello di fare all'estate il pascolo, sfruttare tantissimo il pascolo prima qui a casa, nei dintorni, e dopo a fine maggio, i primi di giugno, saliamo sulle malghe e là facciamo il pascolamento vero e proprio. Si fanno i bandi, si fanno le domande se hai l'idea cosa fare. E bisogna dire ok, investo, ma non per un anno, ma per 5-10 anni, perché un investimento deve avere anche dei frutti dopo, perché anche con le stalle nuove, con le strutture nuove, si migliora il benessere animale. Migliorando il benessere animale si migliora il benessere dell'uomo e si spera di migliorare anche il reddito. Questo è il concetto. La mia zona è una zona molto vocata per il frutteto. Siamo a un'altitudine di 600 metri di media, e qua viene un prodotto ottimo, di ottima qualità. Mio papà aveva già delle piante da frutto, io ho voluto proseguire nell'attività di mio papà del suo tempo che lui aveva iniziato. L'invaso aziendale è stato fatto con lo scopo di avere una riserva di acqua quando non c'è. Abbiamo fatto un scavo, abbiamo messo dentro un tessuto non tessuto e dopo è stato per impermeabilizzare abbiamo messo una camera d'aria apposita. Raccogliamo l'acqua d'inverno nell'invaso e dopo nell'estate la utilizziamo tramite una pompa, la distribuiamo sul frutteto con l'impianto a goccia. Quando abbiamo il problema della siccità almeno hai una garanzia di avere l'acqua quando serve. I frutteti che escono, il frutto del ciliegio, facciamo il mercato, vendiamo al mercato o alla grande distribuzione al mercato del dettaglio, per dare un reddito aggiunto all'azienda agricola. Il PSR ci ha dato questa possibilità, ci ha permesso una migliore molto efficiente per le aziende agricole. Il PSR è stato un input per fare le cose, perché senza PSR certi investimenti sicuramente non avrei fatti.